passo verso una sinergia tra vari corpi dello Stato, forestale da un lato, Regione Protezione Civile, dall'altro lato Corpo Forestale appunto, per fare vigili del fuoco, per fare in modo di affrontare le emergenze con la maggiore sinergia possibile di collaborazione. È un passo in avanti che prelude all'inaugurazione l'anno prossimo della Control Room che attraverso riprese dall'alto controllerà tutto il territorio, questo grazie a fondi del Pon Legalità messici a disposizione del Governo nazionale che erano quasi persi e che abbiamo recuperato grazie alla sensibilità del Ministro Piantedosi. È un passo in avanti, continuiamo naturalmente a rimuovere a volte certe incomprensioni anche interne alla Regione che davano luogo a due postazioni che magari realizzando la stessa attività non si parlavano. Oggi cominciano a parlarsi e si parlano anche bene, di questo ne siamo soddisfatti. È importante che i cittadini ci aiutino nel bloccare in tempi rapidi gli incendi che possono scoppiare. Il numero 1515 è il numero da chiamare. Con questa control room unificata in cui Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale riescono a coordinarsi al meglio, possiamo intervenire in tempi rapidissimi, però è chiaro, prima si interviene meglio è, quindi la collaborazione del cittadino è la cosa più importante. Abbiamo la collaborazione del cittadino, moltissime segnalazioni arrivano. Sappiamo anche che purtroppo queste sono segnalazioni che invece noi facciamo alla Procura, gli incendi scoppiano per il 98% dei casi per mano di un delinquente, di piromani delinquenti che mettono a rischio non solo le bellezze nostre naturali, il nostro ambiente, il nostro habitat naturale, ma come abbiamo visto negli anni passati anche la vita umana. Per cui isolare il delinquente, segnalare l'incendio col 1515 in tempi brevissimi è il supporto che chiediamo noi ai cittadini.